Eccoci qua carissimi amici, ma soprattutto appassionati di vecchie auto, vecchi veicoli, come le motociclette e come le auto stesse. Guardate un po' chi abbiamo qua in Veneto oggi. Ciao carissime amiche e ciao carissimi amici. È successo qualcosa di bellissimo prima. Arrivo qua, vedo una stupenda Fiat Ritmo 60 del 1982. Io l'ho sempre amata con la macchina, vado lì, esce un ragazzo e mi dice: tu sei Renato Bettini. Ci ha riconosciuto, non l'ho mai conosciuto. Tu sei Renato Bettini, sei qua col Marvin. È stata una sorpresa incredibile, amici. Adesso vi presentiamo la sua vettura in diretta. Eccoci qua, cari amici. Lo ringraziamo di cuore, carissimo Rossano, con Elisabetta. Guarda Marvin, guarda che spettacolo. Credimi, mi è venuta la pelle d'oca. Io l'ho sempre amata fin da bambino questa vettura. Siamo nel 1982, Marvin. Credimi, ho i brividi, perché trovare una Fiat Ritmo messa in queste condizioni originale è semplicemente difficilissimo, Marvin. Credimi, ho i brividi. Eccoci qua, amici appassionati di Fiat Ritmo. Io tra l'altro ho sempre amato la Fiat Ritmo prima serie. Certo, siamo qua in compagnia di, come avete detto, che si chiama? Rossano. E la cosa più vieni su di me un attimo, Marvin. La cosa spettacolare, che noi non lo conoscevamo di persona, ci ha riconosciuti lui. Te sei Renato Bettini, te sei Marvin. Io sono un vostro grandissimo fan, seguo sempre i vostri video, soprattutto all'ora di pranzo. Eccolo. Ciao a tutti, ciao Eccoci qua, amici del canale del Marvin. E Rossano, volevo dirti come mai la Fiat Ritmo, la tua è una passione. È stata la mia prima auto che ho imparato a guidare e dopo tanti anni ho voluto, diciamo, riprenderla, il modello che avevo prima. Ci hai messo tanto a trovarla? Sì, un po' sì, ci vuole. Mi dicevi che hai trovato anche un'altra Ritmo da fornirti di pezzi. Una sì, ormai fornita di pezzi, una donatrice ormai fatta a pezzi, e questa qui l'ho trovata già in buono stato rifatta. Marvin, un secondo solo, vorrei solo ricordare, attenzione che ci prendono sotto, vabbè, il bello della diretta. Marvin, è semplicemente bellissimo conoscere di persona i nostri sostenitori del canale, qualcosa di meraviglioso, quindi ti ringrazio di cuore Rossano, ti ringrazio di cuore Elisabetta dietro alle spalle che ci sta filmando e sta ridendo e si sta divertendo. Ecco qua. Quindi bando alle parole, Marvin, vai sullo spettacolo. Adesso andiamo poi a vedere un po'. Intanto abbiamo detto di che anno è questa? 1982, Marvin. 1900... CL versione lusso Fiat Ritmo 60, Marvin. Cavalli? 60. Cavalli 60, cilindrata? 1100, ecco qua. Fammi sull'adesivo davanti, anche dopo, perché merita, Marvin. Marvin, semplicemente spettacolare, eh? Firmerei col sangue per trovare i nostri fans che ci regalano questi spettacoli in diretta, eh? Eccola qua. Marvin, È un'auto semplicemente direi spettacolare, Marvin. Un'auto Guarda. in eccellenti condizioni. L'avevi già trovata in eccellenti? Già trovata un 90% già sistemata. Era già poi sistemata. Ho finito dei particolari io, però come si vede è stata appunto recuperata nelle zone di Bologna. Niente ruggine più, originale bolognese. Mamma mia, Marvin, è qualcosa di spettacolare, Ecco qua, siamo un po' in controluce, ma ecco, se ci fai vedere gli interni, adesso andiamo a vedere gli interni, Renato qua, ecco certo, qua. Apriamo. Gli interni. Saluto tutti gli appassionati. Come diciamo sempre, qua respiriamo pieni polmoni, grazie al nostro amico respiriamo pieni polmoni. Guarda i tuoi fans cosa ti regalano, Marvin, è qualcosa di pazzesco. Che c'è qua dietro Elisabetta che se la ride, si sta gustando la diretta con noi, Marvin, una tua fan. Hai visto il climatizzatore, chiaramente? Guarda Renato, qua un'altra Ritmo. Mamma mia, Marvin, è spettacolare. Quanti chilometri ha adesso? Segna 68.000, ma non si sa perché il motore è stato rifatto. È stato rifatto. E Marvin, attenzione Marvin, dammi qua in diretta a trovarla col cruscotto messo in queste condizioni, credimi, ho i brividi, Marvin, guarda, spettacolare come è messo questo cruscotto, guarda Marvin, 1982. Le grandi Fiat, le Fiat che non troviamo più, non troviamo più, Marvin. Ma il motore. Vai sull'adesivo davanti per favore, Marvin. Adesso è spettacolare quell'adesivo. Eccolo qua, Adesivo del rodaggio e adesivo del mio Fiat Ritmo Club. No, ho capito. Di Vigevano. Insomma, un po' lontano, Sì, che il nostro amico è dalle parti del Friuli, lui non viene dal Veneto. Esatto, vicino lì a Sabie d'Oro. È spettacolare, Marvin. Direi che insomma. Spettacolare.
Ecco, sì. Ti ha mai dato guai? Niente, non hai mai avuto nessun... niente. Ne fai chilometri o la usi ogni tanto? No, raduni, Raduno così, la così. passeggiata e basta. No, gli darà più guai l'Elisabetta che una macchina così, o no? È lì che se la ride, ma l'Elisabetta gli dà più guai. E poi mi Cosa dice- vuoi che dia guai una Ma poi- macchina del genere, Marvin? È da inchinarsi davanti Che poi allo spettacolo dicevano, del genere. dicevano da anche, inchinarsi. lo so, però diamo anche disturbo alle donne perché dicono ma no, questi filmati, quando è No, che ti finiscono?" segue l'Elisabetta, è una Sì, tua sì. fan, sì, la cosa Sì, bellissima sì. è poterle conoscere di persona. Grazie finalmente. Rossano, dai. Finalmente, ce la Ecco accendi? qua, ce l'accendi dai. Riesci a accendere? Ce l'ha un attimo? Volete sentire? Ma sì dai, vai Renato. a Cofano questo lo vuoi punto. chiudere o? Ma vedi te insomma Renato. Boh, dai. puoi chiudere il cofano. Ecco qua, La diretta, la diretta. ecco qua. E Saluto tutti gli amici appassionati di Fiat Ritmo, saluto l'amico Max, saluto tutti i cultori appunto delle Fiat, saluto Demmis. Guardate qua il pasto di Renato, guardate qua. Pasto di Renato, La saluto il diretta come contadino di piace a noi. Rovereto, Guardate, in onore delle nostre macchine, della nostra Italia, guardate qua. Ecco qua, amici, Renato, È spettacolare o no la diretta con la bandiera dell'Italia, Marvin? Certo, certo, adesso si dà così questo assaggio. Ecco qua, amici appassionati di Fiat Ritmo. Marvin, io me la gusto, me la respiro, la diretta, 1982, questa spettacolare Fiat 60 CL, Marvin, gustatela la diretta, condizioni spettacolari. Grande spettacolari. Renato, il caldo ti dà già la testa, vedo, Spettacolari. Cosa dici Renato? Eccitato al massimo. Ragazzi dai, con questo vi saluto. Un attimo che facciamo il saluto tutti insieme con la bandiera dell'Italia, venite qua, vuole venire anche Elisabetta. Finalmente anche lei è Davanti protagonista. vieni qua davanti al vostro gioiello, in mezzo mi metto io. Ecco qua, Renato, insomma, Io sono nato. finalmente è uscito dalla regione, chiaramente Certo. l'ho dovuto coinvolgere io qua. E la cosa bellissima è poter conoscere i nostri fans, chi ci segue, poterli conoscere dal vivo, anche se sono in regioni lontane dal Trentino, è spettacolare. È stato un piacere e Grazie. seguite sempre il canale del Marvin. E adesso Grazie mille. aspetta un secondo Marvin che vengo io e saluti al volo. Eccoci qua, appassionati, Voglio guardate qua. vederti con i tuoi fans, anche te. Dai, allora, prendi qua la macchina fotografica, ecco qua. La diretta Marvin, vai lì e gustiamocela, il grande Marvin. Eccoci qua, Con i tuoi fans. Siamo qua appassionati, ricordatevi sempre appassionati. Poi ci sono qualche donna che mi maledice, ma come mai sempre appassionati? Ci rompi le scatole la sera con quei filmati. Ciao a tutti! Ciao grande Marvin, ciao Rossano e ciao Elisabetta, e viva l'Italia e viva la Fiat Ritmo 1982, spettacolo puro. Grazie. Ciao amici e ciao amiche. Viva Jimmy e Moira che hanno organizzato questo splendido evento. Ciao a tutti!